Chiusura notturna per la viabilità in via Moggia a Lavagna, dalle 22 di sabato alle 6 di domenica, traffico deviato lungo via Caperana a Chiavari, chiuso anche il casello A12. Siria, Ucraina, Venezuela, l'ambiente e la vita della Chiesa russa al centro dei colloqui fra Papa Francesco e Vladimir Putin. Il pontefice ha parlato di sincera e gioiosa soddisfazione. Maria guarisce lo spirito e poi il corpo. Il pellegrinaggio degli ammalati alla cattedrale ha coronato i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Questa sera puntata speciale di Noi Chiesa. Dante Fiumana Bella, la manifestazione che celebra il legame tra il sommo poeta e il territorio ligure, arriva alla seconda edizione. Chiavari, Neirone e San Colombano Certeno, i comuni che ospitano la rassegna. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Apriamo con i temi legati alla viabilità. Resterà chiusa una notte. Dalle 22 di sabato alle 6 del mattino successivo la viabilità in via Moggia a Lavagna, all'altezza del casello autostradale. L'interruzione è necessaria per poter proseguire i cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria. Il traffico urbano verso Cogorno e l'entroterra verrà deviato lungo la strada di Caperana a Chiavari. Negli stessi orari resterà chiuso anche il casello autostradale. Si replica domenica notte, ma questa volta sarà inaccessibile solo l'entrata al casello A12. Sentiamo. Due gli step in cui si procederà. Si inizia sabato. Cosa verrà effettuato? Allora, abbiamo previsto la chiusura dell'autostrada, ha ottenuto appunto autorizzazione della società stessa che ci ha garantito la chiusura sia in entrata che in uscita per il giorno sabato 6 luglio, dalle ore 22 del sabato alle ore 6 della domenica. Contestualmente, negli stessi orari e lo stesso giorno sarà chiusa, cioè sarà interdetta la viabilità anche in via Moggia in corrispondenza del cantiere. E per il giorno successivo invece, quindi dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del lunedì, verrà chiuso solo in entrata al casello dell'autostrada e quindi la viabilità in via Moggia riprenderà regolarmente. Diciamo che i disagi maggiori si potrebbero avere nella notte tra sabato e domenica. Sono stati coinvolti comunque anche gli altri comuni sui quali verrà comunque deviata il traffico. Assolutamente, abbiamo fatto le comunicazioni ai vari comuni di Carasco, Cogorno e Chiavari e anche a tutti gli enti di soccorso, e quindi il 118, Vigili del Fuoco. Saranno in servizio in prossimità del cantiere due unità della nostra polizia locale e ci sarà anche la collaborazione da parte dei volontari della protezione civile per gestire appunto al meglio eventuali situazioni di traffico. Questi provvedimenti sono necessari per proseguire con i cantieri. Nello specifico che cosa verrà fatto? Si procederà alla disposizione dei sottoservizi e di conseguenza saranno interventi che coinvolgono fognature, acquedotto e luce sostanzialmente. L'idea appunto è stata quella di coinvolgere le varie ditte nella stessa notte per evitare ulteriori chiusure e abbiamo appunto utilizzato questo weekend in considerazione del fatto che questo è un incrocio molto frequentato soprattutto dal traffico pesante durante la settimana e in considerazione anche del fatto che a Lavagna per questo weekend non sono previste grosse manifestazioni, quindi abbiamo tenuto conto anche dell'aspetto turistico. Un lungo consiglio comunale ieri sera a Chiavari, nel corso del quale è stato affrontato il capitolo ex Italgas. Sull'area ex Italgas, lo sapete, la proprietà vorrebbe costruire una palazzina di 7 piani. Nel corso della seduta, lungo scambio di osservazioni fra maggioranza e opposizione. Per l'ex sindaco Levaggi, infatti, il PUC predisposto dalla sua amministrazione comunale avrebbe consentito di realizzare nell'area verde pubblico e posteggi, una versione che viene invece respinta dal primo cittadino Marco Di Capua, che ha portato in consiglio comunale il parere legale dell'amministrativista Rusca e la conferma del vice direttore generale della pianificazione territoriale della Regione Liguria Pierpaolo Tomiolo, secondo i quali in ogni caso, anche se fosse stato vigente quel piano urbanistico con quelle predisposizioni appunto per l'area in questione, la legge sul piano casa su cui si basa il progetto in questione lo avrebbe comunque superato e quindi la realizzazione della
palazzina si sarebbe potuta effettuare. Di Capua ha inoltre annunciato di aver scritto al capo di gabinetto del Ministero della Giustizia e al sottosegretario al Ministero della Giustizia Ferraresi chiedendo di verificare se sussistano difficoltà a costruire abitazioni private in prossimità di un carcere e di uffici giudiziari e ha chiesto al dirigente dell'urbanistica del comune di effettuare in merito tutte le verifiche. Questa mattina raggiunto al telefono si è comunque detto soddisfatto anche l'ex sindaco di Chiavari Roberto Levaggi, che ha dichiarato: lasciamo stare il passato, ora quello che conta è fermare questo progetto, vigileremo affinché l'amministrazione comunale porti avanti tutte le azioni necessarie. Sono 263 gli interventi contro il dissesto ambientale approvati e finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali. Dei 315 milioni di euro stanziati, 10 milioni e 132 mila euro andranno alla Liguria per cantieri che interesseranno 5 comuni. Tra questi rientra quello di Borzonasca, a cui andranno 399.750 euro per i lavori di consolidamento dell'abitato in località Prato sopra la Croce. Nuovo dirigente per il, per il liceo Marconi del Pino di Chiavari. Dal prossimo anno scolastico Paola Salmo Iraghi sarà la preside dell'istituto. Proveniente dall'Istituto Comprensivo Oltrarno di Firenze prenderà il posto di Daniela Loero. Nel documento pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria si leggono le conferme di Glauco Berrettoni alla guida dell'Istituto Cabotto di Chiavari e di Carla Lesino al comprensivo Chiavari 2. Nuovo incarico invece per l'attuale dirigente dell'Istituto Comprensivo di Cicagna, Giovanni Gimelli, che viene destinato al comprensivo di Avegno, Camogli, Recco e Uscio. L'attenzione alle tematiche ambientali, la vita della Chiesa in Russia e soprattutto i nodi dell'attualità internazionale, ovvero la Siria, l'Ucraina e il Venezuela. Si è parlato di tutto questo nell'incontro fra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana, che ha anche parlato di sincera e gioiosa soddisfazione riferitagli dal pontefice stesso. La questione ecologica, le tematiche dell'attualità internazionale riguardo Siria, Ucraina e Venezuela e alcune questioni di rilievo per la vita della Chiesa cattolica in Russia sono stati i temi dei colloqui in Vaticano nell'udienza di Papa Francesco al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il capo del Cremlino, arrivato al Palazzo Apostolico, è stato accompagnato dall'arcivescovo Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia, nella sala del tronetto dell'appartamento pontificio. Qui Francesco lo ha accolto con una calorosa stretta di mano per poi passare nella biblioteca per l'incontro privato che è durato circa un'ora. Nelle conversazioni è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali ulteriormente rafforzate con la firma di un protocollo d'intesa che riguarda la collaborazione tra l'ospedale Bambino Gesù e gli ospedali pediatrici della Federazione Russa. Al termine il saluto e lo scambio dei doni. Il pontefice ha illustrato al capo di Stato una medaglia che commemora i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e ha regalato anche quella del 6° anno di pontificato. Quindi ha consegnato una copia del messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, le esortazioni apostoliche Gaudete ed Exultate Christus Vivit, il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune e infine un acquaforte che raffigura la Basilica Vaticana e Piazza San Pietro. Il presidente Putin ha donato un'icona dei Santi Pietro e Paolo, un libro fotografico e la copia di un film del regista russo Andrei Konchalovsky. Il pellegrinaggio degli ammalati alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari corona tradizionalmente i festeggiamenti in onore della patrona. Domenica le feste di luglio a Chiavari si concluderanno con la Santa Messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica che avrà inizio alle ore 10. Maria guarisce prima lo spirito e poi il corpo. È stata questa la riflessione che è stata proposta dal vescovo Alberto Tanasini agli ammalati che si sono radunati in cattedrale. La Madonna guarisce prima nell'anima e poi nel corpo. Sono le parole pronunciate dal Vescovo in occasione del pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale che corona le feste in onore di Nostra Signora dell'Orto. Monsignor Tanasini ha spiegato che Maria è colei che consola e aiuta nelle situazioni di dolore e di sofferenza, perché è attenta agli uomini e non li trascura. A volte, ha detto il Vescovo, la guarigione fisica si accompagna ad una vita rinnovata. Altre volte non c'è un intervento diretto sulla malattia, ma sentiamo fiducia e un sostegno
sostegno nuovo. Questo è l'aiuto di Maria che appunto guarisce prima nell'anima. In questo senso, ha precisato il pastore della diocesi, tutti siamo ammalati perché tutti portiamo ferite interiori. Sia Maria, ha concluso, a guardarci nel cuore e a guarirci l'anima. Per me, diciamo che nello spirito mi ha guarito veramente. Mi sono veramente affidata a lei, proprio con tutta me stessa, e ogni anno per me è diverso venire qua, ma vengo qua sempre più con fede perché è un po' come ricaricare le pile. I nostri ammalati sono sotto la protezione della Madonna di Lourdes, della Madonna di Fatima, e noi nel limite del possibile li accompagniamo sempre in questi santuari. Certo, accanto al dolore fisico, che magari è evidente in alcuni, in tutti noi c'è sempre qualcosa di interiore, di dolore, di magari cose che non vanno come noi vorremmo, e affidandoci a lei speriamo che ci aiuti. Siamo tutti un po' malati? Siamo tutti malati, chi nel corpo, chi nello spirito, abbiamo tutti qualcosa da chiedere. Senta, ma che aiuto è per lei la preghiera? Tanto, tanto. Mi aiuta ad andare avanti, tanto conforto. La mia Madonnina mi aiuta sempre, sempre. E questa sera l'appuntamento tradizionale del venerdì con la nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa sarà interamente dedicato alle feste di luglio di Chiavari e di Rapallo. Ripercorreremo con i nostri servizi le celebrazioni di queste giornate e concluderemo la nostra trasmissione con una lunga intervista al vescovo della nostra diocesi, Monsignor Alberto Tanasini. Ricordiamo inoltre che il vescovo salirà domenica prossima al santuario mariano di Nostra Signora di Montallegro per lo scioglimento del voto. La Santa Messa avrà inizio alle 10:30. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Siro nell'omonimo quartiere di Santa Margherita Ligure. Questa sera alle 21 il canto del Vespro, la riflessione e la benedizione eucaristica. Domani mattina alle 10 l'offerta dei fiori al Santo da parte dei bambini. Sempre sabato alle 18 la Santa Messa presieduta da Don Salvatore Bizzimana. Domenica mattina alle 10:30 la Santa Messa solenne celebrata da Monsignor Mario Rollando. Alle 21 il Vespro, la processione accompagnata dalla banda cittadina e la benedizione eucaristica. In occasione della festa di San Siro il comitato di quartiere organizza 2 serate, stand gastronomici questa sera e domani a partire dalle 19:30. Poi ricordiamo anche domenica sera a partire dalle 23 circa lo spettacolo pirotecnico a cura dell'associazione Sparata San Siro. Sabato sera inoltre sarà consegnato per la prima volta il riconoscimento Margherite in ricordo delle famiglie Giussani e Repetto. Varese Ligure si prepara a festeggiare Nostra Signora della Visitazione. Sabato 6 luglio alle 18 ci sarà la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori alla Madonna. Alle 21 i Vespri solenni. Domenica, giorno della festa, le messe saranno alle 8, alle 10:30 e alle 18. Alle 21 la recita dei Vespri alla presenza del Vescovo della Spezia, cui seguirà la processione con le confraternite liguri. Alle 23:30 lo spettacolo pirotecnico. Anche quest'anno la diocesi è chiamata a raccolta per celebrare il 13° anniversario dell'addio a Donnando. Domani al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, a partire dalle 18, sarà possibile visitare la camera del fondatore dell'Opera Madonna dei Bambini. Alle 19 il vescovo presiederà la Santa Messa, a conclusione della quale ci sarà la consegna del premio Bontà, che quest'anno è stato assegnato ad una religiosa, Suor Adalgisa Truffelli delle Giannelline di Chiavari. Da 48 anni la conosciamo bene e a lei vogliamo molto bene per questa vicinanza. In tutti questi anni ha dato la vita per gli altri, diffondendo gioia e bontà a tutti quelli che incontrava. Sarà consegnata nelle mani di Suor Adalgisa Truffelli, la 10ª edizione del premio Bontà Donnando Negri. Lei era direttrice della scuola infermieri di Chiavari per molto tempo, per molti anni, ma al di là della sua professione, ecco, si è sempre messo in evidenza il suo fare con
amore, con servizio per gli altri, e di questo appunto ne ha preso atto la Commissione quest'anno, dando a lei appunto questo riconoscimento, con riconoscimento direi di tutta una vita. Sabato pomeriggio al villaggio del ragazzo il Tiguglio è chiamato a raccolta per celebrare il 13° anniversario dell'addio a Don Nando. A partire dalle 18 sarà possibile visitare la camera del fondatore dell'Opera Madonna dei Bambini. Alle 19 il Vescovo presiederà la Santa Messa, alla conclusione della quale ci sarà la consegna del premio e degli attestati di qualifica ai ragazzi della formazione professionale. Ancora una volta un momento importante per rinvigorire i valori che stanno alla base dell'opera voluta da Don Nando. Quest'anno, per ragioni tecniche di lavori, la celebrazione avverrà nel primo cortile di accesso al villaggio, ed è per questo che abbiamo scelto di posticipare l'orario alle ore 19 di inizio della Santa Messa, perché almeno ci sia un po' d'ombra se non potremo garantire la frescura. L'accesso potrebbe essere anche a nord del centro attraverso il posteggio del Basco, comunque sarà segnalato. L'invito è a tutti di essere presenti per quanto è possibile, proprio per un momento bello di preghiera, di lode, di ringraziamento, di conferma di tutte le motivazioni più belle a continuare il cammino che Don Nando ci ha insegnato con il suo esempio. I frati cappuccini di Chiavari celebrano domenica la giornata missionaria. Le Sante Messe nella chiesa del convento dei frati di Viale Tappani saranno celebrate alle 9:30, alle 11:30 e alle 18. Nel pomeriggio di sabato sarà aperta la mostra di oggetti vari allestita nel chiostro del convento. La mostra si potrà visitare per tutto il pomeriggio di sabato a partire dalle 16 e per l'intera giornata di domenica. Domenica prossima la cappelletta della Madonna del Ramaceto compie 70 anni. Domenica l'anniversario sarà celebrato in vetta con una Santa Messa presieduta da Don Marco Gattorna. Era il 1949 quando Gino Foppiano fu promotore della costruzione dell'edificio. Alla celebrazione parteciperanno anche una rappresentanza degli alpini di Cicagna di cui Foppiano faceva parte. Seconda edizione per la manifestazione Dante Fiumana Bella, l'omaggio al sommo poeta con eventi culturali e spettacoli in 3 località del territorio. Il 7 luglio a Neirone sarà presente Vittorio Sgarbi. Il 13 luglio a Chiavari lo spettacolo dell'attore Giancarlo Giannini con il musicista Andrea Bacchetti. Infine il 21 luglio a San Colombano Certenoli Cesare Flamigni e Giovanna Violanti reciteranno canti danteschi. Celebrare Dante partendo dal suo legame con il territorio ligure. Questo è il fine principale della manifestazione Dante Fiumana Bella. Il legame deriva dal celebre verso della commedia «Intra Siestri e Chiaveri s'adima una Fiumana Bella» e vede la partecipazione dei 2 comuni citati, Chiavari e Neirone, e di San Colombano Certenoli, che in località Scaduglia ha il ponte dedicato proprio al sommo poeta. Un'occasione anche per legare, grazie ad una rassegna culturale, i comuni dell'entroterra con la Riviera. Potremo vedere insieme momenti di musica, di spettacolo, ma vivere anche momenti più legati a delle specificità del territorio. Mi piace ricordare il fatto che Chiavari sia legata a una tradizione di fumettisti importanti, e presenteremo insieme a Stefano Biglia un suo lavoro molto importante, appunto dedicato a Dante e alla Fiumana Bella. Per il territorio del Comune di Neirone una manifestazione così imponente e così di valore culturale non si era mai vista. È stato frutto di un lavoro dell'amministrazione comunale di Neirone negli anni scorsi, e siamo stati bravi a far recepire il discorso di Siestri, Comune di Neirone. Come dico, mio padre già nel 1981 aveva avuto questa intuizione di dedicare a Dante il ponte di Scaruglia, per un motivo fondamentale. Intanto il ponte si trova sul torrente Lavagna, e che è la Fiumana Bella citata da Dante nella Divina Commedia. Per il territorio è un evento importante, in quanto è un motivo per far conoscere al di fuori della Liguria, diciamo così, il nostro comune, che ha tantissime cose interessanti sia dal punto di vista naturalistico e anche dal punto di vista storico.
Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola sommersi e salvati, dispersi 80 migranti della Tunisia, Mediterranea prende a bordo 54 naufraghi, il governo Sarraj non possiamo garantire la sicurezza, liberiamo 7.000 profughi. E un altro dramma sul confine tra Messico e Stati Uniti, un'altra bimba cade e annega nel Rio Grande, più o meno nello stesso punto in cui furono trovati morti un immigrato salvadoregno e sua figlia. La foto fece il giro del mondo, questa volta la vittima è Alia, una bimba di 2 anni. La fotonotizia invece in prima pagina è di Putin insieme a Papa Francesco, un'ora di colloquio con il pontefice su Siria e Venezuela, il governo lo appoggia sulla fine dei limiti all'export, Putin ascolta il Papa e sulle sanzioni trova sponde. L'arcivescovo di Taranto, Monsignor Santoro, dice ora il governo non fermi la nuova Ilva, trattativa d'oltranza per l'immunità per evitare la chiusura dello stabilimento pugliese. E poi rinasce a Ossita la Madonna in pezzi, restauro dopo il sisma. Emergenza rifiuti a Roma, Zingaretti scalzaraggi, il nodo degli impianti e poi il laboratorio della CEI, catechesi alla ricerca di nuovi modelli. All'interno di Avvenire l'imprenditore denunciò l'Endrine per la prima volta. L'inchiesta parte dalla Lombardia, le mani dei clan su 3 parcheggi dell'aeroporto milanese di Malpensa, 34 arresti in 8 province, c'è anche un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, il PM della DDA, la Lombardia è come Reggio Calabria. Siamo sul secolo XIX, nella prima pagina si parla naturalmente della Libia, liberiamo 6.000 migranti, un'altra nave ONG verso Lampedusa, e poi la fotonotizia ritrae sempre Putin, ma questa volta con il premier italiano Conte. Putin in Italia, grato a Conte per il caso sanzioni, ma il premier avverte alla Russia al primo passo. Il commento di Giovanni Orsina, nozze solo a metà tra Mosca e Roma. Il procuratore Fozio lascia e il procuratore generale della Cassazione avvia invece un'azione disciplinare nei confronti di Cosimo Ferri, deputato del Partito Democratico, e il Colle dice è una scelta responsabile. Poi una notizia di cronaca da Genova, droga, maxi sequestro, bloccata la coca della Camorra proprio nel porto genovese. E dal Levante, Recco apre i parcheggi ai residenti del Golfo, e allora andiamo a vedere sulla pagina appunto del Levante del secolo XIX, aperta ai residenti di tutto il Golfo Paradiso, Recco rivoluziona la sosta limitata, il sindaco perdiamo qualcosa in fatto di introiti diretti ma aiutiamo le nostre attività cittadine a rilanciarsi. E ancora dal secolo XIX, il pino, simbolo della carega tra Santa Margherita e Portofino, adesso sta rialzando la testa, aveva resistito alla mareggiata ma in primavera sembrava dovesse cadere, ha superato invece il punto critico ed è lì sul suo scoglio. Il sindaco Donadoni si dice felice, ieri il sopralluogo di Senarga sulla 227, l'albero va avanti così come il territorio. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. La cronaca: avevano dichiarato nelle loro strutture ricettive un numero di posti letto inferiore alla realtà, un trucchetto che ha complessivamente permesso di evadere oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati tra il 2016 e il 2017, oltre ad un'IVA corrispondente per 140.000 euro. La Guardia di Finanza di La Spezia ha scovato così alle Cinque Terre e nella Riviera Spezzina operatori turistici non in regola che proponevano le loro stanze o case vacanza su siti internet e social network. Incrociando i dati e le segnalazioni, comprese le recensioni di turisti stranieri, i militari nell'operazione Black Lens sono arrivati a individuare centinaia di soggetti, di cui 24 già controllati nei primi 6 mesi dell'anno. L'80% di questi aveva dichiarato un numero di posti letto o camere inferiori, cosa che aveva permesso appunto di evadere IVA e ottenere ricavi maggiorati. E tu date la linea. Grazie, terminiamo così questo nostro appuntamento con Tigullio oggi. Il prossimo andrà in onda come sempre alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.